a parlare, preciso rispetto alle considerazioni di Manuel che il nuovo decreto non solo riduce i periodi di quell'articolo di difficile lettura, però riduce i periodi di impiego, rende spostabili le date di inizio e di fine e introduce addirittura in un certo periodo delle finestre. Quindi rispetto alla norma precedente è un grossissimo passo avanti che deve essere utilizzato in modo opportuno. Anticipo una delle cose che volevo dire: chiaramente tutte queste operazioni sono operazioni che devono tenere conto dell'andamento climatico. Nelle riunioni che abbiamo fatto per la base, quindi qui approfitto per ringraziare ARPAD ha dato una disponibilità attivissima e fortissima per accompagnare gli agricoltori con previsioni meteorologiche fatte nei momenti giusti, nei punti giusti, proprio per ottimizzare al massimo le opportunità offerte dal decreto. Chiudo, scusa, lascio la parola a Confagricoltura. Bene, intanto noi ringraziamo la Regione per averci invitato. Allora, io sarò estremamente breve nella puntualità rispetto al collega che mi ha preceduto, sulla puntualità espressa relativamente al decreto ministeriale. Per quanto riguarda Confagricoltura, come accennavo prima anche al dottor De Gopi, in merito alla questione dell'incentivazione anche a livello di PSR, eventualmente fosse possibile per l'utilizzo in luogo dei concimi minerali di quelli organici, e quindi mi diceva il dottor De Gopi la difficoltà di reperire i fondi perché quelli che c'erano sono già stati spesi, quindi per quanto ci riguarda è il prima possibile recuperarne altri, perché questo ci potrebbe sicuramente aiutare. Per quanto riguarda la questione dei SOA, questione particolarmente delicata, che il signore che ha fatto l'intervento prima riguardo alla Svezia, se non sbaglio, sì, ha fatto sollevare l'ilarità non tanto per l'intervento in sé ma quanto per la particolarità della cosa. Io su questo argomento punterei l'accento su come la Regione o eventualmente il Ministero può renderci meno competitivi dal punto di vista, cioè può rendere meno competizione all'interno dei settori il reperimento dei terreni necessari, perché se oggi noi come agricoltori pur dobbiamo competere nello spargimento degli effluenti con un comparto, quello industriale, i cui margini sono sicuramente più elevati dei nostri, noi ovvio che la battaglia la perdiamo in partenza. Detto questo, io farei un attimo un discorso leggermente più generale. Noi abbiamo un Ministro dell'Agricoltura che più volte, a più riprese sui media nazionali porta una relazione che dice che dà la responsabilità per quanto riguarda l'inquinamento delle acque in termini del 10% al comparto zootecnico. Ora, il dottor Presice prima era puntuale sulla questione dei costi, mi chiedevo se come costi è vero che le acque sono inquinate, è vero che il consumatore ne paga la loro depurazione, ma noi zootecnici tout court stiamo pagando il 10% o stiamo pagando di più quello che con questi interventi e con questi continui interventi normativi noi siamo costretti a sopportare? I costi di cui parlava prima il dottor De Gopi in merito previsti o previsionali stimati in merito a 43 milioni per quanto riguarda la Regione Veneto sul comparto agricolo zootecnico in quanto tale, non so se quanti e quali aspetti tenga conto, perché a mio avviso, dottore, sono ben di più. Quindi noi non siamo più nelle condizioni di poter sopportare la cosa. E non lo dico per fare della semplice demagogia, ma lo dico perché la quantità di aziende agricole e soprattutto zootecniche che negli ultimi anni hanno chiuso i battenti non è che se lo inventa tutti i milagri di Confagricoltura o un qualsiasi altra sindacale che può venirlo a dire, è un dato di fatto. Allora, se noi pensiamo di risolvere il problema
della qualità delle acque, facendo chiudere le aziende in Italia o in Comunità Europea e lasciandole all'estero, perché il problema non ci tocca più, poi non so come la gestiamo questa cosa. Giusto per la chicca di ieri sera sul telegiornale è apparso che anche il Presidente della nostra regione è intervenuto sulla questione che abbiamo un parco a Treviso che è il parco cittadino più grande d'Europa, di circa 67 ettari, che la provincia di Treviso non è più in grado di gestire dal punto di vista tecnico e economico, e quindi questo mi riallaccio a cosa? Mi dico, se l'agricoltore oggi è quello che presidia il territorio, se noi facciamo sparire l'agricoltore perché non lo mettiamo più nelle condizioni di poter lavorare, chi è che presiderà il territorio dopo? L'amministrazione provinciale, comunale, regionale, statale? Cioè, se su un parco di 67 ettari su una provincia grande come quella di Treviso non abbiamo i soldi per sistemarlo, cioè, questa era una battuta giusto per... Detto questo, ringrazio e saluto. Grazie. Allora, chiamerei il dottor Dolfetto delle Confederazioni Italiane Agricoltori a parlare. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito, grazie alla Regione. È stata una mattinata molto interessante perché abbiamo avuto modo di approfondire il decreto ministeriale. Ormai abbastanza hanno detto i colleghi delle altre associazioni. Il decreto ministeriale ha recepito, come diceva anche il collega Benita prima, ha recepito delle segnalazioni che sono state venute anche dal Veneto, soprattutto che dopo anche approfondito dei voti per quanto riguarda la possibilità, la flessibilità nel periodo dei diritti. Nel decreto ministeriale è riportato anche che il piano di utilizzazione economica può durare anche 5 anni, salvo variazioni sostanziali. Queste variazioni sostanziali dovrà dirci la Regione dopo quali saranno queste variazioni sostanziali, perché abbiamo realtà di aziende che superano di poco il quantitativo di 3.000 kg di azoto all'anno in zona vulnerabile, e quindi per piccole variazioni si trovano a dover avere dei costi ogni anno nel rifare il piano di utilizzazione economica. Quindi se in fase di discussione chiariremo quali sono queste variazioni sostanziali, di modo che alcune aziende potranno essere anche esonerate da dover ripetere ogni anno il piano di utilizzazione economica, farlo una volta in 5 anni come la comunicazione. È stato interessante stamattina, che volevo intervenire anch'io dopo mi ha anticipato il signore quando ha accennato della Svezia, perché noi sottostiamo regolamenti, direttive comunitarie, però dopo ogni dirigente ministeriale ha la propria lettura, la propria interpretazione, che porta a delle diversità molto consistenti tra uno Stato e l'altro dell'Unione Europea sull'interpretazione di un regolamento comunitario. Non può esistere ancora una cosa del genere. Cioè, se una sostanza è dannosa qua, come è dannosa in Svezia, come è dannosa in Francia, come è dannosa anche in Germania, che sono moltissimi di gestori anche in Francia. Quindi è bene che anche il Ministero faccia pressione verso il Ministero della Salute, il Ministero dell'Ambiente e soprattutto verso l'Europarlamento, perché sia chiara questa cosa. Quando c'è una normativa che è comunitaria, quella deve valere per tutti gli Stati membri, no che qua in Italia fa mal di pancia, in Svezia invece mal di pancia no. Questo non può esistere una roba del genere. Una cosa che magari non è proprio attinente al decreto ministeriale, che però comincia un po' a preoccuparmi, penso che comincia a preoccupare anche tante persone, e se ne parla pochissimo perché si sa pochissimo di questo. È segreto, il TTIP. Se andrà in porto questa cosa qua con gli allarmi che ci sono, noi siamo qua che ci fasciamo la testa sul DM, sui fitosanitari e quant'altro, e fra qualche anno ci troveremo che queste cose qua sono intanto che fumo negli occhi, perché arriveranno competitori che già ci troviamo in difficoltà nel settore agricolo, nel settore zootecnico adesso, figurarsi dopo se dai campanelli di allarme che suonano andrà in porto questo. Quindi secondo me è bene aprire gli occhi un po' di più e stimolare i nostri
governanti, soprattutto anche dell'Unione Europea, di fare un po' di chiarezza alle associazioni di categorie, associazioni agricole, i diretti interessati, cosa andiamo incontro. Grazie. Grazie Marco, anche alcuni spunti molto interessanti, la preoccupazione condivisa, devo in sala su quello che sarà il tema. Chiamo Floriano Di Franceschi dell'Associazione Regionale Allevatori del Veneto a portare il suo contributo al convegno di oggi. Grazie. Buongiorno, grazie grazie a tutti, mi scuso per il ritardo, ma l'azienda porta sempre degli inconvenienti, per cui mi tocca un po' correre oggi, purtroppo, ma è così. Intanto ringrazio, qui va preso atto che la Regione del Veneto, il decreto è una comunicazione di quello che si è lavorato in Veneto, no? Per questo quanto una buona parte, per cui va comunque ringraziato chi ha lavorato per questo. Due appunti su sul decreto che attualmente si sta discutendo, che però mi sento di fare proprio proprio dall'allevatore che sono appena uscito dal campo. Allora, una è sicuramente la possibilità per quanto riguarda il divieto di spargimento, soprattutto nel periodo invernale. Allora, io mi sono trovato parecchie volte con questi problemi perché di fatto oggi gli inverni non sono più quelli che c'erano prima, dove magari il terreno è ghiacciato, ma lo capiamo proprio come se parlo con mio padre, no? Allora, magari quando piove e quando è ghiacciato non si può portare fuori il liquame, però negli altri periodi si potrebbe portare fuori. Allora, qui è da capire se invece di mettere appunto dei tot giorni fissi è possibile eventualmente avere delle possibilità legate al tempo più che sono trovato quest'inverno si poteva portare fuori più di qualche volta il liquame senza avere problemi del blocco, perché questo è sicuramente quello che ci danno moltissime aziende. Un secondo punto è l'utilizzazione dell'affluente come fonte di azoto maggiore rispetto al chimico, cioè poter utilizzare più il liquame nostro, insomma, rispetto al chimico, visto anche la situazione nostra che non è in questo periodo delle migliori, perché i costi sono comunque da contenere all'interno dell'azienda, dove è possibile, sulle culture dove è possibile, magari poter utilizzare a forte del chimico il nostro liquame, penso che sia un'altra proposta. Un terzo punto, ma dal mio punto di vista, riguarda i cumuli che ci troviamo molte volte a discutere, no? Allora, già è stato fatto qualcosa perché da 30 siamo passati a 90 giorni, però pensare a periodi almeno di 9 mesi, per non dire 12, poi possiamo ragionare nelle dimensioni, magari come farlo, su posti dove ovviamente non possono essere vicini ai torrenti, ma concordiamo su tutto il ragionamento. Anche di tipo urbanistico, se vogliamo, cioè in posti dove le persone o gli altri cittadini, perché è giusto anche dire che gli allevatori non tutti sono perfettamente corretti qualche volta su dove andare a fare determinate cose, no? Però con qualche normativa, insomma, messa a punto giusto, io ritengo che il cumulo lo si fa in zone di montagna, in Trentino e in altre parti senza grossi problemi. Penso che questo possa essere portato anche da noi. La verifica, un altro punto, la verifica delle modalità di calcolo dell'azoto presente negli affluenti zootecnici in funzione dei minori apporti alimentari di azoto con proteine presenti nella razione, tali da favorire l'adozione
di queste tecniche, soprattutto nei ruminanti, che attualmente sono laboriose, un po' poco efficaci. Ecco, qui ovviamente con il ragionamento dei controlli funzionali da parte di Araba potrebbe avere un dato anche più oggettivo sul singolo animale, volendo ragionando così. Vabbè, poi come ultimo punto, meno burocrazia riusciamo ad avere nella nostra gestione, meglio è, dico in due parole senza tanti appunti, ma meno burocrazia riusciamo a avere noi come allevatori per fare quello che dobbiamo fare, ottemperare a questo. Ecco, io penso che 4 punti sintetici su quello che può riguardare la nostra osservazione. Un grazie. Buon Grazie Presidente, anche gli spunti che lei ha dato sono spunti che il decreto prende in considerazione, non dico risolva completamente, ma in parte cerca di risolvere. Richiamo il discorso del periodo di divieto, la disponibilità dell'ARPA Veneto a intervenire con dei suggerimenti. Sui MAS ricordo che ragioniamo in termini di azoto efficiente e che l'efficienza, e non avendo avuto l'equiparato, il digestato equiparato che aveva un'efficienza pari a 1, abbiamo digestati e reflui zootecnici con efficienza più bassa e quindi rispetto al MAS i quantitativi leggermente possono crescere nel rispetto dei 170 che ci impone la normativa comunitaria e dei 340 che ci siamo autoimposti noi, perché certe volte a livello nazionale ci piace farci male. Benissimo anche la considerazione per quanto riguarda un ruolo delle associazioni allevatori attraverso i controlli funzionali per migliorare le razioni alimentari, controllarle e fare in modo che ci sia meno azoto in input, meno azoto in output degli animali allevati, e questo un domani ci possa consentire anche di correggere o migliorare quelli che sono i parametri attualmente vigenti sotto il profilo tabellare. La parola all'Unicave, che credo, Andrea Scarabello, all'Unicave. Un saluto e un ringraziamento ancora al rappresentante della Commissione Europea e grazie ancora della disponibilità. Sicuramente riceverà qualche mail, penso, da qualcuno di voi. Buon rientro. Vabbè, grazie intanto a tutti e ringrazio dell'occasione e forti saluti del Presidente Barbisani e del Direttore Marchesini che mi hanno lasciato oggi l'onere e l'onore di rappresentare l'associazione qui. Parto velocemente, ma vorrei fare un po' la memoria storica, approfittando come ha fatto il dottor Begovi prima, per ricordare quelli che sono stati anche i passaggi che ci hanno portato oggi a discutere e ridiscutere della direttiva nitrati. Tutti quanti qua si ricorderanno nel 2006, nel 2007 gli incontri, le riunioni, i convegni con centinaia di allevatori coinvolti, proprio contenti non erano di questa nuova incombenza, e dopodiché tutti quanti sono messi d'accordo perché hanno detto o fate così o vi togliamo il previo pack. Abbiamo fatto quindi necessità di quella volta. Passano un paio di anni, tutti quanti cominciano così a mettersi a posto e cominciano a non solo ottemperare la parte burocratica, cominciano anche a mettere il naso in quelli che sono proprio i conteggi, i calcoli che sono previsti nel decreto ministeriale, e ci si accorge che proprio tutti i numeri non tornano. Polli, suini, bovini, tutti quanti hanno qualcosa da dire sulla razione piuttosto che sui volumi. E quindi comincia anche una fase critica dove le varie organizzazioni di rappresentanza, noi compresi, abbiamo portato la voce degli operatori. Unicave nel 2010, poi anche nel 2013 si è presentata una ricerca condotta su alcuni allevamenti, dove allora l'assessore Manzato e al presidente della quarta commissione Clodoaldo Dufato metteva in evidenza i dati che venivano rilevati dalla reale pratica a quelli che invece erano dei decreti e le tabelle del decreto ministeriale
2006 che, bisogna dire, prendeva spunto da ricerche vecchie di 10 anni, no? Le ricerche che abbiamo fatto noi, i dati che abbiamo raccolto noi invece rispettavano quelle che erano una ricerca dell'Università di Torino, che se non sbaglio viene ripresa in questo nuovo decreto ministeriale come fonte, come base per ricalcolare quelli che sono oggi dei nuovi coefficienti tabellari, per cui già allora insomma ci si era accorto che tutto non quadrava proprio con ragione d'essere. Ci si è accorti quindi di queste differenze e ci si è accorto anche che nonostante l'evidenza, allora ci è stato detto non si può cambiare, e questo ha portato anche delle difficoltà a formalizzare con i necessari documenti di accompagnamento e trasferimento sui terreni in uso di quantità di reflui prodotti secondo le tabelle. Nella realtà se un'azienda ne produce meno è, però la tabella diceva ne devi produrre tanti quanti. Obbligo di prevedere bacini e strutture di raccolta sovradimensionati per le reali produzioni di liquame, letame e anche dei colatici con la volta. Impossibilità di dimostrare formalmente in realtà aziendali, venendo a mancare procedure ed indirizzi regionali accettati in modo unisono. Quasi di noi burocrati ci siamo trovati di fronte a una differenza di trattamento fra provincia e provincia, ad esempio. Costi burocratici per la gestione annuale della comunicazione e svolgimento, non sono quindi io adesso il primo a dirlo, sono stato già precedentemente anticipato. Costi in termini di impegno da parte dell'allevatore, perché se ricordiamo dei SCHEI, però c'è anche il tempo. Costi in termini di impegno da parte dell'allevatore, che per soddisfare quanto burocrazia prevede deve dedicare oltre a denaro molte ore del suo tempo per produrre, raccogliere, redigere tutti i documenti previsti, bolli di trasporto, atti di assenso, piani di culturali, fatture di vendita, e qua se ne possono aggiungere degli altri. Alto rischio di non adempienza, perché più carte si compilano, si firmano, più alto è il rischio di sbagliare. E ricordo che fino a poco tempo fa tutto era penale. Quindi era anche assurdo che un allevatore, per aver sbagliato di mettere una firma, una data da qualche parte, dovesse trovarsi l'avvocato. Se la legge non si poteva cambiare, come allora ci hanno risposto, almeno il peso della burocrazia, e questo poi quello che Unicamp in questa sede vuole portare avanti, proporre con fermezza, è la burocrazia. Venga a ridursi il peso della burocrazia. E questo si può fare perché, racconto questo episodio, nel 2013, quando a fronte di questa emergenza anche che purtroppo continua del settore zootecnico, abbiamo portato all'assessore Manzato quello che allora abbiamo chiamato il caso francese, cioè come gli allevatori francesi rispondevano all'esigenza della direttiva nitrati. Faccio un breve riassunto di cosa fanno loro presentano una dichiarazione in Francia, presentano una dichiarazione annuale dove dichiarano preventivamente quanta terra e quanti animali hanno a disposizione. Questa comunicazione viene inviata quindi alla loro prefettura, un modello di previsione, a cui segue durante l'anno la registrazione manuale degli interventi in un documento aziendale chiamato registro delle pratiche, la cui verifica è demandata ai controlli in loco. L'allevatore ha 30 giorni di tempo per annotare gli interventi effettuati, che devono essere sempre nel rispetto dei 170 kg, come qua. Se poi l'azienda rientra in quelli che loro chiamano piani particolari, quelle che sono quali zone vulnerabili, viene chiesto anche la parte chimica, la registrazione della parte chimica. Anche in questo caso un semplice registro da compilare a cura dell'allevatore, che lo deve sempre rendere disponibile in caso di controllo. Anche in Francia ci sono i periodi in cui vige divieto di spandimento, ma possono essere superati seguendo alcune norme culturali, quali ad esempio la cultura vegetativa, la copertura vegetativa, prato o altre coltivazioni in successione. Detta così, sembra quasi che la gestione burocratica in Francia sia di una semplicità disarmante, tanto che il sistema veneto predisposto allo scopo appare di una complessità esagerata, soprattutto se si considera quella che da tutti anche oggi è stata richiamata come fase di crisi.
Per rendere meglio anche il confronto di quello che porta il diverso peso burocratico fra i due sistemi veneto o francese, in l'occasione abbiamo anche presentato all'assessore quantificando la stessa azienda che presenta la documentazione in Veneto se si trovasse in Francia, un'azienda da 1500 capi che ha a disposizione 590 ettari per fare lo spandimento. 590 ettari li metto in evidenza non perché è un fortunato allevatore questo, ma perché sono tanti i terreni che deve avere un'azienda professionale, imprenditoriale, gestita come molte ce ne sono in Veneto. Il risultato è questo: 74 pagine di comunicazione, 22 pagine di registro di concimazione solo per la parte organica, altre 10 per la parte minerale, 106 pagine in tutto. Se l'azienda invece si fosse trovata in Francia, cosa avrebbe dovuto compilare? Allora, il registro è fatto di circa 25 righe per pagina, allora circa 100 righe per 4-5 pagine per la parte relativa agli influenti zootecnici, 2, forse 3 pagine per la parte relativa alle concimazioni organiche, mettiamoci anche un paio di pagine per quella minerale, ma insomma 8-10 pagine se la sarebbe cavata. Questo caso francese è un vero taglio alla burocrazia, questo allora e questo lo sarebbe anche oggi. Le aziende non chiedono di essere escluse dal rispetto delle norme, ma di essere messe in condizioni di poterle rispettare. Signori tutti, assessori, dirigenti nazionali, regionali, organizzazioni professionali, tutti i consulenti. Il decreto ministeriale che oggi, quello di febbraio 2016, ci si propone, forse è l'occasione per portare e fare un passo avanti in questo senso. Le tabelle non si possono toccare, cerchiamo di toccare invece la burocrazia, anzi cerchiamo di sburocratizzare. Che cosa soprattutto? Semplificare le modalità di trasmissione della comunicazione. Ammettere che il calcolo dei redditi possa essere fatto anche su relazioni agronomiche che tengono conto di dati produttivi specifici dell'azienda, elaborati tenendo conto di sesso, razza, tipo di alimentazione, ciclo produttivo, tipo di lettiera, tempi e sistemi di stoccaggio, armonizzare le province nella gestione e nell'accoglimento delle relazioni tecniche, semplificare la gestione e la compilazione dei documenti di trasporto, accelerare i tempi per l'inserimento di un nuovo terreno. Oggi su un nuovo terreno, perché il capo dell'occasione deve aspettare 30 giorni per portare poi là l'etano di quello che si tratta. Armonizzare le scadenze tra comunicazioni, cura, registri di concimazioni, dichiarazioni per gli impianti di trattamento e produzione di biogas. C'è una successione di date che qua certe volte mette un po' in crisi. Queste sono una parte delle segnalazioni che Unicalve ha raccolto in questi giorni da imprenditori erronei nel settore in preparazione di questo evento e dimostrano, perché sono stati tanti gli interventi, quanto si è sentito il problema. Aggiungo, come altri hanno detto, che questo, per cercare di armonizzare tutto questo è necessario un grande impegno di coordinamento e sintesi tra le parti, ma oggi più che mai è necessario fare questo sforzo perché si corre il rischio che alla prossima occasione che ci si ritrova, se è vero come dice Renzi, uno ogni 4 deve andare a casa, ricordiamoci che qua ogni azienda che chiude ci sono 9 operatori coinvolti, saremo in pochissimi. Grazie di tutto e alla prossima occasione. Grazie per i suggerimenti molto puntuali che abbiamo ricevuto, anche per la nostra disposizione la traccia scritta. Chiaramente anche il documento che avevate mandato come Unicalve all'amministrazione regionale è un documento che è stato valutato in corso di valutazione proprio nella predisposizione del prossimo programma d'azione. Una precisazione dovuta perché bisogna che, se non altro, vista la presenza del Ministero, difenda in parte il decreto, le tabelle si possono toccare, nel senso che i valori riportati nelle seguenti, pagina 23 della Gazzetta Ufficiale allegato 1, i valori riportati nelle seguenti tabelle corrispondono a quelli riscontrati con maggior frequenza a seguito di misure dirette. Tuttavia, nel caso fossero ritenuti validi per il proprio allevamento valori diversi da quelli delle tabelle citate,
Il legale rappresentante dell'azienda, ai fini della comunicazione, potrà utilizzare tali valori, ovvero i suoi, presentando una relazione tecnico-scientifica che illustri dettagliatamente. Quindi si tratta di fare questa relazione tecnico-scientifica che illustri dettagliatamente. Sul desiderio di passare dall'informatica al manuale, potrei anche essere d'accordo che rimpiango certe volte il protocollo manuale nell'ambito del quale riuscivo a capire se una risposta a una lettera ricevuta da parte della struttura era stata data o meno. Col protocollo informatizzato che ci obbligano a tenere non riesco mai a capire se questo succede o non succede. Quindi non so se possiamo seguire anche l'esempio della compilazione manuale delle comunicazioni del PUA dei registri come viene fatto in Francia. Volevo fare una precisazione, mi spiace che non ci sia Presidente che potrebbe confermare più specificamente. La Francia, che adotta queste procedure eccetera, eccetera, molto più semplificate, è in infrazione per il non rispetto della direttiva entrati. Per diversi motivi, tra cui anche il mancato rispetto ai clienti invernali, perché sono troppo semplificati, eccetera. Per cui attenzione vanno valutate attentamente insieme anche ai colleghi, diciamo, vorrò per dire loro, della Commissione europea che presidiano che le norme siano sì semplici ma che diano il senso della fattibilità della cosa. Okay, però il desiderio di semplicità c'è davvero. Quindi cerchiamo un percorso che fatto salvo dal punto di vista della Commissione europea, su cui cerchiamo di addentrarci. Ok, chiamerei al tavolo qui l'Associazione Veneta di Cultori, Ezio Berti, e ricordo che il mondo dell'agricoltura è importantissimo nel Veneto. Ringrazio ancora i COPI, la Regione, per aver fatto questo convegno che ci vede tutti quanti uniti a parlare e a informarci di questo decreto sulla direttiva nitrati. Io per quanto riguarda il settore avicolo, io rappresento l'Associazione Veneta Agricoltori, che è un po' un'associazione del comparto avicolo, che nel Veneto, se facciamo la considerazione Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia Romagna, facciamo l'80% della produzione nazionale come regioni. Nonostante questo, io sono felice delle notizie che abbiamo ricevuto oggi per quanto riguarda il decreto ministeriale, felice che la Comunità Europea abbia accettato appunto la riduzione delle tabelle di produzione totale nel settore agricolo. Probabilmente è stata fatta anche grazie alle analisi attente fatte delle nostre colline e un miglioramento della manginistica negli allevamenti. Sono felice per il discorso dell'accumulo temporaneo sul campo anche per quanto riguarda il nostro settore della pollina, che era un po' messo in disparte ultimamente, e per il discorso dell'ampliamento delle finestre di dietro spandimento. Sì, voglio sottolineare anch'io il fatto che è tutto in funzione del tempo, cioè le cose stabilite una volta adesso non sono più quelle. Se guardiamo l'anno scorso c'è stato dal punto di vista meteorologico un andamento climatico che sembrava fosse estate per certi versi, cioè abbiamo prolungato veramente fino a dicembre inoltrato le giornate di sole, e questo comporta delle variazioni anche alle nostre operatività di emissione degli effluenti agronomici nei nostri territori. Quindi ben venga il fatto della considerazione anche dal punto di vista meteorologico delle finestre di dietro spandimento. Sono un po' meno contento perché si è parlato di biodigestato, si è parlato di biodigestori, e io con Zegobbi
insieme anche ai presidenti che mi hanno preceduto, sul discorso degli impianti a Pollina. Purtroppo non siamo riusciti a portarne a casa merito, diciamo, non per il mancato volere della Regione, non per il mancato volere delle normative nazionali e comunitarie, ma perché quando si arriva a concretizzare degli impianti a Pollina che per quanto ci riguarda, avendo appunto le dimensioni che vi ho citato precedentemente, sarebbe un togliere dall'utilizzo agronomico questo tipo di effluente, a discapito di un recupero sia termico che elettrico nelle nostre aziende, quindi una riduzione di costi per quanto riguarda le nostre aziende agricole e un più efficientamento di tutto, diciamo una chiusura del cerchio di quello che è l'azienda in senso stretto. Probabilmente appunto non è da rientrare nei demeriti della Regione, ma secondo me è da approfondire un po' il livello di comunicazione che abbiamo, di relazione comunicativa che abbiamo tra le nostre aziende e quello che è poi il comparto del consumatore. Cosa voglio dire con questo? Ci manca a noi come aziende e come rapporti con le istituzioni il raffronto diretto con il consumatore. Citavo prima il fatto dell'azoto, che i dati erano fermi al 2014, ma se la direttiva di nitrati è entrata in funzione in Italia nel 2006, dal 2006 al 2016 sono stati 10 anni, è impossibile che non ci siano dei dati in 10 anni di com'è l'andamento azotale, cioè vuol dire che quello che abbiamo fatto fino adesso o mi dimostri che ho fatto bene, o se no è tutta roba campata per aria. E se mi dimostri che ho fatto bene, allora continuiamo su questa strada, però dobbiamo cercare di avere queste informazioni e distribuirla e divulgarla al consumatore, perché il consumatore ci vede come dei soggetti inquinatori, sfruttatori di animali, e voglio dire, quando un settore, vediamo il settore del latte, vediamo il settore del suinicolo, che è bersagliato, anche il settore agricolo non mi tolgo, è bersagliato recentemente dagli articoli di media, ogni giorno c'è qualche questione sugli antibiotici, sugli inquinamenti eccetera. Se non facciamo passare che siamo quelli che sono adibiti alla gestione del territorio e sono quelli in cui il concime organico deve essere valutato rispetto al chimico, in modo che il consumatore dica: ah, tu utilizzi il concime organico per la consumazione del tuo terreno invece del chimico, e evidenziamo questa cosa qua, voglio dire, facciamo fatica a portare a casa qualcosa, perché ogni bastonata che ci arriva, perché adesso le notizie si diffondono tra Facebook, WhatsApp in maniera molto rapida, e quindi se domani dicono che l'uovo provoca il cancro, tutti siamo in agitazione. Allora dobbiamo essere pronti a dire no, studi tecnici dimostrano, studi scientifici dimostrano che l'uovo non provoca il cancro, e andiamo subito a controbattere. Non possiamo stare sempre zitti e subire sempre le conseguenze di questi attacchi. Ecco, è una cosa che esula da quello che è il concetto di oggi, però vorrei far passare anche il fatto che dobbiamo cercare di tirar fuori quello di buono abbiamo nelle nostre aziende e portarlo a emergere. Anche il fatto stesso di far passare le pubblicità, parlo per il discorso agricolo, del pollo ruspante che nell'aia, raffia nell'aia, è un concetto che valeva 50 anni fa neanche. Adesso ci sono degli allevamenti intensivi, per carità, tecnologicamente avanzati, con il controllo del clima, H24, con la gestione dei mangimi,
con tutte quelle sofisticazioni che ci permettono di non solo di essere autosufficienti a livello nazionale, in più di esportare in paesi come la Germania, in cui se non hanno i paraocchi quelli della Germania e se non sono attenti a quelle che sono le conformazioni, le normative, ecco. Quindi vorrei che emergesse anche questo aspetto di informare bene quello che stiamo facendo. Altre cose, ecco, anche il fatto se c'è questa informazione mediatica anche sull'utilizzo, appunto, dicevo, dell'organico al posto del chimico, anche il fatto di non avere il contributo può essere un incentivo per stimolare l'abbandono del chimico e l'utilizzo dell'organico in quelle situazioni in cui magari l'allevamento non c'è. Detto questo, io ringrazio ancora per l'incontro e sono a disposizione per eventuali interventi. Grazie mille. Grazie. Siamo al tavolo Fabio Scompanin in rappresentanza del Landone. Grazie, buongiorno a tutti. Veramente con piacere che colgo, anch'io ho colto questo invito, perché dopo 10 anni da quando è stata attuata la direttiva dei tratti, sebbene non dimentichiamo, con 15 anni di ritardo, forse un mea culpa dobbiamo anche farlo rispetto ad altri paesi del nord Europa. Ho sentito prima appunto che per quanto riguarda numeri e per quanto riguarda alcuni aspetti dovremmo forse migliorarli, no? C'è la possibilità di far questo. Ricordo in quegli anni lì quando ci siamo lamentati subito con il commissario europeo, ha detto le parole testuali: prima mettetevi a posto e poi ne parleremo, poi faremo le proroghe, poi andremo a modificare. E questo non è sicuramente causa di noi allevatori. Noi allevatori appena è stata messa e mandata, appena è stata la direttiva dei tratti, abbiamo iniziato a utilizzarla. E vorrei anche spezzare una lancia, perché oggi non vorrei che passasse un clima più negativo per quanto riguarda i nitrati. Credo che in questi 10 anni ne abbiamo fatta di strada, abbiamo migliorato notevolmente i nostri allevamenti per quanto riguarda la direttiva dei nitrati. Io vedo veramente è stato, per quanto riguarda l'azienda che rappresento, Azove, non credo di peccare di presunzione, un'organizzazione di produttori zootecnia da carne, oggi bersagliata, malvista, i delinquenti peggiori siamo noi. E abbiamo fatto, dicevo, passi da gigante in questo frangente, in questi tempi, e dobbiamo sicuramente continuare per quanto riguarda anche la ricerca, anche noi, avendo al nostro interno di bravi alimentaristi, di bravi veterinari, stiamo cercando di capire quali alimenti provocano quello che ho sentito prima. Devo ringraziare anche il dottor De Gobbi che ha detto all'inizio: siamo ancora coraggiosi di fare questo lavoro, vi assicuro, siamo coraggiosi. E poca gente ne parla in media, avrei tantissime cose da dire proprio su questi aspetti, perché l'opinione pubblica, quello che si sente in giro a danno di noi allevatori, stiamo perdendo fetta di produzione nazionale a vantaggio di maggiori importazioni, e dopo parliamo che l'agroalimentare è un'eccellenza. L'agroalimentare è un'eccellenza anche per quanto riguarda la zootecnia da carne, però gli ultimi 3 anni abbiamo perso il 2%, ma non perché il fatto di consumi, ma mi fermo perché altrimenti vado fuori termine. Solo una battuta: il paese più longevo d'Europa è l'Italia, il secondo al mondo. Sapete quanta carne consumiamo più degli altri paesi europei? 4 kg, e siamo il paese più longevo. 4 kg di carne rossa, e i dati non sono i numeri né di sinistra né di destra, non sono discutibili. 4 kg pro capite di carne rossa più della media europea, e siamo il paese più longevo, il secondo dopo il Giappone a livello mondiale. Detto questo,
credo che un buon strumento nei allevamenti di cui rappresento sia stato anche i biodigestori. Ha migliorato notevolmente, a mio avviso, l'aria sicuramente, ma anche proprio la gestione dei reflui zootecnici, sia liquidi che solidi, perché con la fermentazione anaerobica c'è l'abbattimento totale dell'ammoniaca. Vedo nella zona dove frequento, dove sono presenti dei biodigestori, vedo che un'attenzione differente anche da parte dell'opinione pubblica, ma anche il cittadino, perché non sente l'odore intenso, ecco, che magari allevamenti che non hanno impianti di biogas. Ecco, volevo magari suggerire alla Regione Veneto di favorire questi impianti, quelli di piccola taglia, quelli, lo sappiamo, quelli di grande taglia ormai sono chi l'ha fatto e questo non si può più ripetere. Un'altra cosa a mio avviso importante, che era da tanto tempo che se ne discuteva anche con il dottor De Gobbi, il fatto che il digestato abbia preso e sia collocato non più come letame o liquame, o addirittura come qualcuno pensava come proprio un rifiuto, ma abbia un'attenzione notevolmente migliore di quello che ha il reflui zootecnico, perché lo sta dimostrando veramente in campo. Ecco. Spero a breve, quando ci sarà l'opportunità, saremo qui, ma anche come Azove, con dei dati a riguardo di questi. Io ringrazio e buona giornata. Grazie. Siamo al tavolo San Tommaso, dottor San Tommaso dell'Associazione Veneta Allevatori. La ringrazio per l'intervento, in particolare visto che ci chiamava in causa della necessità, per l'opportunità, la necessità di favorire gli impianti di piccola taglia. Le confermo che è in corso di adozione la delibera della Giunta regionale che apre i termini per la presentazione delle domande sulla misura diversificazione del programma sviluppo rurale dei finanziamenti per gli impianti di biogas di piccola taglia. È una misura che abbiamo creato specificatamente per le aziende zootecniche. Il problema è quello degli incentivi, perché l'impianto di solamente viene fatto se hai la possibilità di usufruire degli incentivi, però per usufruire degli incentivi l'impianto deve essere realizzato entro una certa data e così via. Lì è una corsa contro il tempo. La parola a Roberto Sottomaso. Sì, grazie. Ho chiesto l'intervento per due cose. Uno, per precisare chi rappresento l'Associazione Veneta Allevatori, che è un'associazione che si è costituita alla fine dello scorso anno dall'aggregazione delle due associazioni provinciali allevatori di Padova e Treviso. L'associazione è riconosciuta come ente giuridico dalla Regione Veneto, che associa sostanzialmente i soci che prima c'erano da Treviso e Padova, ma non solo Treviso e Padova, anche altre province del Veneto, e abbiamo oltre 700 soci attualmente aderenti alla nostra organizzazione. Per entrare velocissimamente, telegraficamente sul discorso della tematica di oggi. Sulla flessibilità, ne ha parlato in tanti, tu Riccardo De Gobbi, sai quanto io mi sono mosso perché e quante volte ti ho disturbato perché si potesse evitare di avere una rigidità come era prevista nel decreto precedente, e adesso vedo che nel nuovo decreto c'è una maggiore flessibilità, anche se non capisco. Da una parte si scrive e si sottolinea che è vietata nella stagione autunno-invernale di norma dal 1 novembre al 28 febbraio la distribuzione degli affluenti, e poi si parla di periodi di continuità e periodi di divieto discontinuo. Allora non ho capito bene come ce la giochiamo questa partita. La seconda cosa che è il mio cruccio, che fin da quando è uscito il decreto del 2006 avevo proposto, ma non ho avuto risposte, ma poi i fatti hanno dimostrato che personalmente avevo ragione, quello di incentivare la distribuzione degli effluenti nei terreni dove non c'è la sostanza organica.
Avevo detto cerchiamo in qualche modo, con qualche misura, non tanto e non solo di carattere economico, ma anche di carattere proprio gestionale, di far sì che anche cioè, così come viene limitato l'uso della sostanza dell'azoto nei terreni dove c'è zootecnia, ci debba essere un minimo di contenuti di azoto nei terreni dove zootecnia non si fa. Guarda caso, non più tardi dell'altra sera, per la televisione è stato fatto vedere come, visto che ormai l'agricoltura è oggetto e sull'occhio di tutti come diciamo così quella che fa male dappertutto, è stato detto che grazie o per colpa meglio degli allevamenti, delle culture intensive, i terreni sono ormai privi di sostanza organica, sono inalititi. Allora, è vero sì che c'è il discorso degli atti di assenso per distribuire il liquame nelle aziende dove non c'è la sostanza organica, ma è altrettanto vero, scusami dottor Negopi, che questi atti di assenso io li riferisco atti di prostituzione. Perché prostituzione? Perché devi primo pagarli quelli che sono l'ira di Dio, secondo li devi fare in una maniera sì, si fa, non si fa, te li pago, non te li pago, cioè sono cose veramente, diciamoci veramente, sono cose ridicole questi atti di assenso e soprattutto sono molto onerosi per gli allevatori. Ultima cosa, hai parlato prima di regolamento tipo comunale per le modalità e i tempi di distribuzione degli effluenti. In provincia di Treviso ancora non meno di 5-6 anni fa, non so se ci sia ancora qui il dottor Bisotto, la provincia di Treviso aveva definito un regolamento tipo cercando di coinvolgere tutti i comuni 95 comuni della provincia di Treviso. Ebbene, alcuni ne hanno recepiti questo regolamento tipo, molti altri non lo hanno recepito. Tu prima hai detto, abbiamo predisposto anche noi come Regione Veneto un regolamento tipo, perché il problema è che oggi i comuni o molti comuni hanno già emesso dei regolamenti comunali che guarda caso non solo delimitano in maniera ancora più restrittiva quello che è il discorso della distribuzione degli effluenti. Ci troviamo che un comune non mette limiti o li mette molto pochi e un comune molti più limiti, per cui un agricoltore che magari ha terreni in un comune diverso da quello dove ha l'azienda si trova a dover affrontare una problematica di questo tipo. E per fare una battuta, per esempio, faceva vedere l'altro giorno all'allevatore che il comune esce con un regolamento che dice nel periodo che va dal 1 di giugno al 30 di settembre la distribuzione degli effluenti deve essere fatta dalle 21 di sera alle 6 del mattino, ok? Allora dice bene, lo faccio, allora vado fuori a mezzanotte a portare fuori il liquame e mi trovo la cittadinanza che mi dice ma cosa fate voi che non mi lasciate dormire a mezzanotte? Allora, qui ci sono delle cose che se viene fuori un regolamento tipo diciamo così regionale a questo punto, ma che deve essere recepito dai comuni, altrimenti ognuno fa quello che vuole. Grazie. Abbiamo intanto al tavolo dei relatori la dottoressa Lorella Rossi del Consorzio Italiano Biogas. Mi consenta prima di prendere la parola di dare un paio di risposte alle interessanti considerazioni dell'amico dottor Santomaso. Quello che mi sono appuntato, Roberto, favorire impiego effluenti. Il decreto lo prevede, l'articolo 40,5 prevede che devono essere privilegiati i reculi a scapito dei concimi. Se chiaramente questo tipo di scelta, nel momento in cui diventasse un'imposizione, potrebbe essere contestata da coloro i quali i allevatori non sono e che si vedrebbero probabilmente, non lo so, tutto dipende dal prezzo dei concimi chimici sul mercato, si vedrebbero imporre delle modalità operative dei prodotti che non sono valutati. Come Regione noi, quello che possiamo fare nel rispetto del regime di unità della concorrenza siamo disponibili a farlo e ne abbiamo parlato anche altre volte. Atti di assenso. Da voi ci sono gli atti di assenso? Sì, da voi ci sono, sì. Allora, da loro sono contratti, da voi sono atti di assenso, con una forma, non uso il termine che hai usato te, con una forma, forse probabilmente sia in Emilia,
sono convenzioni. Quindi ogni regione ha modalità abbastanza distinte, sia a livello nazionale, ritenuto opportuno indicare, forse sarebbe una cosa opportuna. Fatto sta che dal momento in cui, in base alle norme della concorrenza, non esiste l'obbligo di utilizzare al posto dei concimi chimici, nella logica di mercato dei concimi chimici, non esiste l'obbligo di adottare il metodo tecnico, il tutto è dovuto alla libera contrattazione delle parti. Per cui, dove ci sono poche stalle e necessità di tanta sostanza organica, l'agricoltore gli conviene, dove ci sono tante stalle e troppa sostanza organica, l'agricoltore paga. Quindi è il mercato, visto che tutti parlano di mercato. Regolamento tipo. Il regolamento tipo noi l'abbiamo fatto, l'abbiamo pubblicato, l'abbiamo trasmesso a tutti i comuni, c'è il regolamento tipo per le zone vulnerabili e il regolamento tipo per le zone non vulnerabili. Attenzione però, la legge lo controlliamo, i regolamenti tipo che ci vengono inviati, i regolamenti che vengono adottati a livello comunale, però non siamo in un regime autoritario tale per cui la regione obbliga il qualsiasi tipo di comune, qualsiasi ente locale ad adottare quelle ore, quei giorni, quelle località. Noi interveniamo con una, nel rispetto delle norme di carattere generale, con una negoziazione tenendo conto delle differenze che ci sono tra realtà territoriale e realtà territoriale. L'importante è che sia il mondo degli allevatori che riesca a convincere, visto che gli allevatori votano e i cittadini votano, che riesca a convincere i sindaci a fare in modo che il regolamento che viene adottato a livello comunale nel rispetto del regolamento tipo sia sostenibile da entrambe le parti. Non possiamo pretendere che a Peschiera, sul lago di Garda, ci sia lo stesso regolamento tipo che c'è a Calarze. Sono due realtà che sotto il profilo della concentrazione di allevamenti, sotto il profilo dell'organizzazione dell'agricoltura e sotto il profilo della presenza turistica sono realtà diverse. Poi il discorso della notte o del giorno dipende da quando ci sono i controlli, sono quanti giri di giorno e quanti giri è un altro aspetto. Chiedo scusa la parola a chi rappresenta il mondo dei vigili. Buongiorno a tutti, sono Lorella Rossi, parlo a nome del presidente Piero Gattoni che vi porta i suoi saluti ma che purtroppo non ha potuto essere presente. Due considerazioni. La prima sicuramente di plauso all'uscita del decreto di Gestato, perché ovviamente come consorzio che abbia al proprio interno aziende agricole che hanno impianti di biogaz dislocati su tutto il territorio nazionale, avere una norma che unifica l'approccio alla gestione agronomica del digestato è ovviamente un grande passo avanti. Molto importante finalmente il chiarimento in relazione al fatto che ci possono essere i sottoprodotti. Va sicuramente sanata la criticità dell'esclusione di quella serie di sottoprodotti, quindi il consorzio così come anche il CRPA danno la massima disponibilità per portare avanti insieme un'azione che dia una soluzione a questa esclusione, perché effettivamente non ha senso. Anche perché a titolo personale dico che la garanzia della non pericolosità e dell'assenza di composti pericolosi è insita nel concetto di sottoprodotto, per cui se c'è un contratto che si rifà ai 4 punti del 184 bis c'è un'assunzione di responsabilità molto chiara ed è il primo a rispondere al produttore stesso, quindi riteniamo che ci siano le basi per superare questo impasse. Digestato e direttiva nitrati. Direttiva nitrati è un tema che come CRPA ovviamente ci siamo cresciuti, perché io vengo da CRPA e cosa possiamo dire? Sicuramente non deve essere vista solo come un'imposizione, qui mi riallaccio ai 2 spunti che ci ha dato
il dottor Presicce. 1. Applicare la direttiva nitrati in modo differenziato in funzione della zona e della pressione zootecnica, ma in funzione di dati scientifici. 2. Secondo spunto, cercare di accedere ai fondi messi a disposizione dal fondo alla PSR. C'è una misura che potrebbe essere, che è particolarmente interessante, che è la misura 16, perché finanzia la cooperazione, quindi la messa a punto, la diffusione, la validazione di protocolli, di piani, di attività, di soluzioni che portino innovazione, quindi miglioramento non solo degli aspetti economici, ambientali ed economici insieme. Quindi come consorzio si sta cercando di portare avanti un discorso di questo tipo, nel senso che si sta promuovendo il cosiddetto biogas fatto bene, che non significa altro, tra le altre cose, utilizzare il digestato nel migliore dei modi, perché se davvero utilizziamo la frazione chiarificata nel modo e nel momento ottimale, si recuperano davvero elementi nutritivi, e se si usa la frazione solida nel modo adeguato si incrementa davvero, ma come anche con la frazione liquida, la dotazione di sostanza organica dei terreni. Quindi l'applicazione della direttiva nitrati e dei suoi effetti non va vista come voce a sé stante, perché ormai l'agricoltura è chiamata a ridurre il proprio impatto ambientale nel complesso, e la qualità delle acque è una delle voci che va a definire l'approccio LCA, diciamo così, o quantomeno l'impronta del carbonio delle nostre produzioni zootecniche e agricole in generale. Quindi quello che si sta cercando di portare avanti con la misura 16, sono stati presentati dei gruppi operativi in Regione Emilia-Romagna, sono quelli che il dottor Giapponese in Regione sta valutando. Si cercherà di portarli avanti anche in altre regioni, è proprio quello di validare dei modelli diversi di fare agricoltura, dove la produzione di materie, di prodotti di qualità si integra con la produzione di energia, e questa coesistenza deve passare attraverso tutta una serie di buone pratiche agricole, che sono la doppia coltura, quindi teniamo coperto il terreno d'inverno, e quindi qui il discorso nitrati ovviamente è solo che tenuto in ampia considerazione, utilizzo agronomico del digestato corretto, utilizzo di lavorazioni adeguate, lavorazioni ridotte, perché poi in realtà l'impatto ambientale ormai non può più essere visto a comparti separati, perché si rientra tutte le operazioni che noi facciamo, poi le contabilizziamo nella cosiddetta impronta del carbonio. Ecco che così facendo si riesce davvero a dare più risposte, non solo sul fronte della tutela della qualità delle acque, ma proprio sul fronte della riduzione dell'impatto ambientale complessivo. Con i gruppi operativi che stiamo cercando di portare a casa su più territori regionali, l'obiettivo è proprio quello di portare a casa i numeri, mettendo a confronto i sistemi culturali convenzionali poco innovativi e molto innovativi, portare a casa quei numeri che consentano di andare a modificare per quanto possibile l'applicazione della direttiva nitrati e superare quindi il concetto dell'effluente zootecnico trasformato o meno, grazie appunto agli risultati oggettivi misurati nei diversi contesti locali. Perché, ripeto, se si utilizza al meglio il digestato, è vero che bisogna investirci inizialmente, però poi i risultati ci sono, non è un fine a se stessa, non è solo un'imposizione, perché si risparmiano davvero chili di concime chimico. Questo è stato già più volte dimostrato, ma dobbiamo continuare a dimostrarlo. Io mi fermo qui, anche perché non voglio, è già stato detto tutto. Grazie dottoressa, molto interessante, ne terremo conto anche nell'operatività della nostra regione. Chiudiamo gli interventi dei rappresentanti del mondo imprenditoriale
della zootecnia con l'intervento di Maurizio Milani della sezione suinicola veneta di ANAP. Buongiorno a tutti, vi assicuro che sono l'ultimo, quindi con la partenza sarò velocissimo. Io ho un allevamento di suini da riproduzione intensivo, visto che tutti quanti li denigrano, visto che da un po' di tempo a questa parte, comunque io lo dichiaro certamente. Cosa volevo dire? Allora, due aspetti. Il discorso del... io penso che questo testo sia, non credo sia migliorativo. Ecco, quindi leggo due aspetti. Il testo, ad esempio, nell'articolo 20, sezione 1, prevede che la Regione inserisca nel DSR misure di sostegno per investimenti di adeguamento. Ecco. Lei ne aveva parlato inizialmente, le varie misure e via. Io volevo sottolineare la possibilità poi di arrivare al finanziamento, perché ho fatto anch'io la domanda quest'anno di finanziamento su determinati aspetti nel PSR, però mentre ci sono settori dell'agricoltura che sono più agevolati, il nostro, diciamo, è molto più ostacolato. Se io direi diamo una priorità a quelle che sono le emergenze ambientali, se ci teniamo alle emergenze ambientali, no? Noi siamo disponibili a mettersi in regola. Capisco che piantare prosecco oggi, però chi pianta prosecco entra nel PSR più pari, noi forse ci attacchiamo con le unghie. Chiuso questo aspetto. L'altro aspetto, nella sezione 1, pagina 5, il testo dice che la Giunta regionale definisce le procedure per l'utilizzazione agronomica degli effluenti rilasciati dagli impianti biogas. Nella sezione 2, pagina 35.2.2, si precisa che possono essere usate biomasse vegetali derivanti da produzioni aziendali o reperite sul mercato e che questa concorre a determinare la quantità di azoto presente nel calcolo del rapporto di 173 e 40. Cioè questa previsione, no, permette agli impianti scollegati dall'attività zootecnica di concorrere con queste attività zootecniche in modo effettivamente vantaggioso. Di fatto oggi l'agricoltura veneta soffre della maggior competitività di chi ha o è collegato direttamente o indirettamente a un impianto di biogas. Cioè io non sono contro gli impianti di biogas, ne ho uno anch'io a casa. Però effettivamente su due aspetti. Prima di tutto sulla possibilità che hanno queste aziende di monetizzare in maniera più aggressiva i canoni di affitto rispetto a chi alleva suini come sottoscritto. Si spendono diremo canoni di affitto inarrivabili per noi che abbiamo le aziende zootecniche. Sembra quasi più conveniente, è oggi più conveniente dare da mangiare al gestore che non agli animali. Quindi, visto che poi la giunta è lei che decide, cioè che si tratta poi è la giunta che deciderà cosa, come fare, no? Che guardi con un certo riguardo, no? questa provenienza del digestato. Il secondo aspetto per cui non l'energia proveniente dal biogas, no, ma tutta l'energia alternativa presa sulle nostre aziende è anche dal punto di vista economico, cioè l'integrazione che noi abbiamo nella bolletta. La mia azienda consuma 1 milione di kilowatt all'anno di energia elettrica, quindi la bolletta mensile è abbastanza consistente. La tassa che io pago per l'energia alternativa equivale al 50, quasi il 50% del costo puro dell'energia che io consumo in azienda. Dopo ci sono tutte le altre tasse, però effettivamente parliamo di competitività. Teniamo presente che comunque torno al mio impianto di biogas. Io ho fatto 12 anni fa un impianto di biogas, quindi prima del boom degli impianti di biogas.
impianto di biogas che utilizza solamente il refluo della mia azienda e produce 40 kW. Ecco, io quando parlo di impianti di biogas con altri colleghi che viene quasi da ridere, no? 40 kW. Però effettivamente contributi, non contributi, sovvenzioni, non sovvenzioni, il mio impianto di biogas sta in piedi lo stesso, perché 12 anni fa la mia azienda ha investito nel biogas per migliorare l'impatto ambientale dell'azienda. Chi fa denitrificazione, chi fa depurazione. Io ho previsto l'impianto di biogas come miglioramento per i reflui della mia azienda. Elimino le emissioni in atmosfera, riduco le emissioni in atmosfera e miglioro il refluo, ecco, che porto nel caso. Quindi facciamo attenzione, ecco, voglio dire. Ben venga la sovvenzione per i nuovi impianti di biogas, purché abbiano determinati fini e determinati obiettivi. Grazie per l'attenzione. Grazie, anche il suo intervento è stato molto interessante, mi ha dato a titolo personale una bellissima notizia. Io pensavo di spendere molto di bolletta di energia elettrica, però c'è chi mi supera. Però, ecco, detto questo, alcune considerazioni su quello che lei giustamente ha detto. Il PSR, utilizzare il PSR in modo finalizzato per taluni settori, per la zootecnia, eccetera, eccetera. Perfettamente condiviso. In questa sala ci sono i rappresentanti delle organizzazioni di categoria che partecipano al tavolo verde, che hanno registrato quello che lei ha detto e penso che già lo pensassero, se non al 100%, non al 95%. Quindi abbiamo seminato nel campo giusto. Lei giustamente rilevava la maggior competitività tra certe attività agroindustriali o tra virgolette più legate al profitto di breve periodo del mondo del biogas rispetto a un biogas più legato all'azienda o rispetto alle aziende agricole di biogas. Non ce l'hanno. A questo punto bisogna dire che il decreto, non dico di una soluzione completa, ma un'indicazione precisa la dà, perché all'articolo 22 il decreto prevede per i nuovi impianti, non per quelli che già esistono, che nel Veneto dovremo vedere quanti sono, per i nuovi impianti autorizzati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, le biomasse agricole dedicate non possono superare il 30% in termini di peso complessivo delle matrici che alimentano l'impianto. Il che vuol dire che quella concorrenza, soprattutto in certe aree, non in tutta la regione, quella concorrenza che prima poteva esserci adesso è diminuita per i nuovi impianti. Detto questo, io chiudo il convegno di oggi raccontandovi molto brevemente, perché il catering ci dà 5 minuti per poi usufruirne, per raccontarvi qual è lo stato dell'arte dell'applicazione del decreto o della elaborazione della programmazione nella nostra regione. Innanzitutto voglio ringraziare gli amici e colleghi di Veneto Agricoltura che molto hanno collaborato nell'implementazione della direttiva nitrati nella nostra regione, che ci sono sempre stati a fianco e ci hanno supportato tutta l'attività di carattere formativo e informativo. Spero che questo non sia l'ultimo convegno che viene organizzato alla Corte Argentina, perché voi, come tutti sapete, attualmente è in corso di soppressione l'ente regionale Veneto Agricoltura, è in corso di istituzione la nuova agenzia per l'innovazione dell'agricoltura, che ritiene non necessario l'utilizzo, probabilmente l'utilizzo di questa. Detto questo, stato dell'arte del programma d'azioni del Veneto. Allora, voi avete in cartellina un pacco abbastanza nutrito di fotocopie. La prima fotocopia vi indica
qual è il cronoprogramma sullo stato dell'arte della valutazione ambientale strategica, che è obbligata per tutti gli anni, che riguarda il piano d'azione dell'aeroporto. Partimmo ancora nell'agosto 2015 e siamo arrivati ad oggi pomeriggio con la fine della fase 2, nell'ambito della quale la dottoressa Lazzaro andrà a presentare agli esponenti del mondo imprenditoriale agricolo delle province una serie di slide che sintetizzano i documenti che sono molto nutenti, che compongono la documentazione necessaria ai fini della conclusione favorevole della VAS per l'approvazione del programma Azione Italia. Nella sostanza, a me piace essere concreto, tra questa documentazione di cui oggi vedrete le slide c'è un documento che prima o poi vedrà la luce, dal titolo Disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei gestati e delle acque reflue, complessiva al programma d'azione per le zone minerali e nitrati di origine agricola del Veneto. È un libricino di cui consiglio, quando sarà steso in modo decoroso e corretto, un'attenta lettura, perché altro non è che i comandamenti che varranno sia per i burocrati regionali, sia per gli imprenditori agricoli e zootecnici, che per le organizzazioni di categoria con i loro consulenti che andranno a consigliare gli allevatori sul come predisporre a mano o in modo informatizzato i PUA e le comunicazioni del nuovo periodo. Cosa ci manca? Cosa ci manca da fare? Le fasi future della VAS, obbligatorie, che anche le regioni hanno percorso, stanno percorrendo. Alla fine di questa fase ci sarà la fase 3, elaborazione della proposta di programma di rapporto ambientale, in cui la struttura regionale andrà a redigere la proposta di piano e la proposta di rapporto ambientale. Dopo inizierà la fase 4, la fase vera e propria di consultazione e partecipazione, urbi e torbi, con tutti i soggetti che possono essere interessati, ivi compresi gli ambientalisti, gli enti locali, oltre che alle associazioni rappresentanti del mondo agricolo e zootecnico, e poi il tutto si concluderà nei tempi più brevi possibili con la fase, l'ultima fase, la fase numero 5, la fase di approvazione. Rispetto a questo excursus che vedete, io, come vi ho anticipato prima, devo ricordarvi che abbiamo già avuto un incontro molto proficuo e molto interessante con le autorità ambientali, perché la VAS è un'organizzazione che riguarda in primo luogo aspetti di natura ambientale, per quanto noi oggi ci chiamiamo agroambientale. Allora, abbiamo agli atti, e quindi c'è un impegno formale in cambio di numero di protocollo e data, una nota degli amici di APAV, che ancora ringrazio, che si impegnano in modo formale su alcuni aspetti di semplificazione, di elasticità che tutti quanti stamattina, su cui tutti quanti stamattina abbiamo parlato. Però se l'ARPAV ci avesse risposto ci dispiace, però non siamo in grado di accompagnarvi in questo percorso, avremmo fatto i conti senza l'oste. Invece l'oste, sotto il profilo meteorologico, cosa ci dice? Rispetto all'argomento decorrenza e rispetto all'argomento sospensione dei divieti, testuali parole della nota di ARPA, possibilità, utilizzo, previsioni meteorologiche. Ce lo dice formalmente, così come formalmente ci dice che possono organizzare l'emissione di un bollettino con una certa periodicità, fatto in un certo modo, eccetera, eccetera, che possa essere utilizzato dagli allevatori, dalle organizzazioni di categoria, dei consumatori.
Altro aspetto su cui ARPA si impegna formalmente al nostro piano. Nel decreto si parla di eventuali trattamenti di reflui non compresi nell'allegato 1, articolo 9, comma 2, quindi eventuali reflui. Il discorso dei trattamenti è un discorso formalizzato nel decreto, c'è un elenco, però è un elenco non esaustivo, ci potrebbero essere anche altri trattamenti. Per questi trattamenti deve essere fatta un'attività di monitoraggio per vedere se migliorano o peggiorano sotto il profilo ambientale quello che si intende fare. Testualmente ARPA ci risponde: l'agenzia potrà verificare e approvare il piano di campionamento proposto dal proponente. Quindi un'altra opportunità che riusciremo a cogliere. Digestato agroindustriale. Il digestato agroindustriale, come stamattina diceva giustamente la rappresentante del Ministero, deve corrispondere a determinate caratteristiche. ARPA, per quanto riguarda i controlli sulle caratteristiche che deve avere il digestato agroindustriale, suggerisce di attivarsi mediante l'analisi dei laboratori accreditati secondo tutta una serie di criteri che poi l'amministrazione regionale dovrà dare. Ultimo suggerimento di ARPA che intendo richiamare in questa sede è il suggerimento che ARPA dà sul registro delle conciliazioni, che riguarda anche il dottor De Rosa. ARPA si raccomanda, per quanto riguarda il registro delle conciliazioni, che venga compilato in tempi più stringenti e che l'aggiornamento venga compilato in tempi più stringenti rispetto a quello che è stato fatto adesso. E quindi anche di questo, visto che siamo in pass, cercheremo di tener conto. Avete sempre in tabella, avete sempre in cartolina alcuni dati che riguardano l'applicazione della direttiva nitrati nella nostra regione. Dateci un'occhiata, ve ne commento qualcheduno, perché spero che possano darvi delle indicazioni anche per i suggerimenti, le proposte che farete e nella giornata odierna, eventualmente anche in sede di fase numero 4, ovvero fase di consultazione. Molto velocemente, proprio per poterci preparare psicologicamente al pranzo. È interessante la tabella numero 5, che ci ricorda che la superficie utilizzata per l'utilizzazione agronomica dei reflui nella nostra regione è di 260.000 ettari. Io vi ricordo che la SAU del Veneto è di 800.000 ettari e che la SAU a mais grosso modo è di 300.000 ettari. Quindi la superficie utilizzata per gli spandimenti è una superficie di tutto rispetto. Questi sono dati ufficiali che derivano dal database nitrati aggiornati al momento. Si è parlato di assenso. Qual è il rapporto, Roberto Santommaso, qual è il rapporto tra la superficie aziendale utilizzata in assenso e la superficie aziendale in conduzione vera e propria della procedura aziendale da parte delle imprese aziendali? Nel Veneto il 59% della superficie utilizzata è aziendale da fascicolo, il 41% è superficie di assenso. Quindi l'assenso è un elemento molto importante. Tabella 9, potete vedere negli anni dal 2010 al 2015 quella che è stata la drammatica contrazione dei capi allegati nella nostra regione, e questo ci deve stimolare ulteriormente, come numerosi interventi hanno detto oggi, cercare di semplificare al massimo questi adempimenti che gli allevatori sono tenuti a fare. Tabella numero 12. Numero di impianti di trattamento. Il discorso del trattamento ha sua importanza. Numero di impianti di trattamento sulla percentuale delle comunicazioni. Sembra basso. Solo un 6% delle comunicazioni presentate nella nostra regione
registrano la presenza di impianti di trattamento, in termini numerici però. Sempre parlando in termini numerici, quante sono le comunicazioni di allevatori zootecnici chiaramente, che registrano la presenza in azienda di almeno un digestore? Sono 148, quindi in termini numerici alcuni numeri ci sono. Però l'azoto trattato sull'azoto totale prodotto, quindi non ragioniamo in termini di numero di comunicazioni, dove il grande sta insieme al piccolo, ma ragioniamo in termini di volumi complessivi trattati o lavorati, il volume complessivo trattato è del 18%, quindi sono quasi il 20% dei reflui della nostra regione subiscono dei trattamenti, così anche come l'ultimo intervento veramente iniziale. Le tabelle 16, 17, 18 e 19 descrivono tutta una serie di caratteristiche della valorizzazione dei reflui attraverso i digestori nella nostra regione, il tipo di matrice, in che zona, dove sono ubicati e così via. E questo spiega perché come regione siamo partiti con i programmi straordinari entrati che hanno fatto la scelta di legare parzialmente la soluzione ai problemi nitrati anche alla gestione anaerobica attraverso progetti aziendali o aziendali. È interessante il dato di tabella 20 che ci dimostra che il 20% della SAU utilizzata per la distribuzione agronomica della nostra regione è utilizzata, 19%, è utilizzata con digestato. È utilizzata con digestato, quindi è un dato molto importante. Detto questo, dei SOA vi ho già parlato, vedo che abbiamo fatto un'ora più tarda di quello che prevedevamo, vi chiedo scusa della pazienza che vi abbiamo costretto ad avere, speriamo che nel pomeriggio coloro i quali sono stati invitati e sono obbligati a rimanere perché verrà verbalizzata la loro presenza o assenza, spero che possano dare, anche sulla base di quanto emerso stamattina, che possano dare dei suggerimenti che saranno utili ad una felice conclusione della VAS e a una celerissima approvazione da parte della Giunta regionale della nuova disciplina per la distribuzione dei regole zootecnici. Grazie ancora e buon appetito di